Adesso è il turno di presentare il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale regionale del Codacons. Il Codacons è l'organismo a tutela dei consumatori. Lo ricordiamo, tante volte abbiamo da questi microfoni parlato dell'attività meritoria svolta dal Codacons. Buongiorno avvocato e ben trovato a Buongiorno Notizie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parleremo di tanti argomenti, lei rimarrà con noi per un bel po', quindi ci sarà modo di approfondire le tematiche che interessano tanti ascoltatori all'ascolto. Una d'attualità riguarda i voli e quindi la Ryanair che ha tagliato improvvisamente tanti voli su tutta Italia. La Sicilia è stata colpita soltanto marginalmente. Il Codacons però anche in questo caso è intervenuto e chiede adesso i danni, quindi chiede la tutela dei consumatori danneggiati, anche perché i disagi, abbiamo saputo, sono stati davvero tanti, come riportano anche i giornali. La Sicilia.it parla di disagi a tutti i passeggeri coinvolti su tutto il territorio nazionale. Ecco, come vi state muovendo, come vi state comportando su questa particolare problematica? Sì, una problematica che colpisce tutta l'Italia, anche la Sicilia. In queste ore arrivano messaggi di annullamenti di voli da parte della Ryanair e il Codacons è intervenuta presentando un esposto all'ENAC perché accerti le responsabilità e vengano rispettati tutti i diritti dei consumatori, le adeguate informazioni ai passeggeri a cui vengono annullati i voli e le automatiche riprotezioni su altri voli, così come i risarcimenti del costo dei voli. Che ci siano appunto rispettate tutte le norme anche in tema di risarcimento qualora l'informazione non sia data nei termini previsti entro 2 settimane dal volo. Cosa prevede la legge in questi casi? Qual è l'importo dei rimborsi previsti? Sì, allora gli importi in realtà di risarcimento vanno di vari scaglioni, si tratta di importi che fanno riferimento a annullamenti avvenuti a ridosso, quindi dopo le 2 settimane dalla cancellazione, e variano dai 250 ai 600 euro dei voli, le tratte extracomunitarie, a secondo della distanza del volo. E il Codacons chiaramente è messo a disposizione dei passeggeri, degli utenti che trovano difficoltà in questo momento a riprenotare o a ottenere informazioni, e quindi è a disposizione di tutti i passeggeri per fornire l'adeguata assistenza. Ecco, anche perché bisogna vedere poi caso per caso quali sono i disagi. C'è gente che rimane magari fuori casa oppure deve prendere un albergo improvvisando. Cosa si deve fare nel dettaglio per rivolgersi a voi? Qual è lo sportello, la sede utile? Sì, c'è il numero unico nazionale messo a disposizione dal Codacons, che in questo momento quindi sta cercando di comprendere la situazione anche attraverso appunto l'esposto che è stato presentato all'ENAC, e qualora i passeggeri avessero delle difficoltà, ripeto, il Codacons è a disposizione per dare assistenza su tutto il territorio nazionale. Ecco, ricorso in questo caso esposto all'ENAC, sottoscritto dal presidente dell'Associazione dei Consumatori Carlo Rienzi. Un problema simile, si fa per dire, analogo, ecco, più che simile, è quello della Winjet, che appunto ha provocato tanti disagi ai passeggeri interrompendo l'attività improvvisamente. Sì, non è la prima volta che i passeggeri sono bistrattati alle compagnie aeree. La Winjet, ricordiamo, è sotto processo penale per bancarotta e c'è ancora tempo per i passeggeri per costituirsi parte civile nel processo, nell'udienza che si aprirà il 3 ottobre davanti alla prima sezione collegiale del Tribunale di Catania. E anche in questo caso il Codacons è a disposizione degli utenti a cui sono stati cancellati i voli, ricordiamo nel maggio del 2013, per dare adeguata assistenza qualora volessero costituirsi nel processo e chiedere attraverso appunto la costituzione di parte civile il risarcimento dei danni subiti in quella occasione. Ecco, a proposito di Winjet torneremo a parlare, approfondiremo questo argomento tra poco. Intanto ringraziamo l'avvocato Carmelo Sardella, che è il dirigente dell'ufficio legale regionale del Codacons, che rimane con noi ospite in studio per approfondire questi temi. Intanto spazio alla regia, spazio alla musica. Studio 90 Italia. Solo musica italiana. Buongiorno Notizia.
Alle 9.30 continuiamo a parlare oggi di tutela dei consumatori grazie al Codacons e grazie all'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale regionale. Con lui abbiamo già affrontato diversi temi. Parliamo adesso di scuole perché l'anno scolastico è iniziato da poco. Voi avete lanciato anche delle provocazioni interessanti perché ritenete non conformi tante strutture in Sicilia e in Italia alla normativa antisismica. Da qui la provocazione appunto di interrompere anche l'anno scolastico. Sì, non è una nostra teoria, è dati ufficiali che il 75% circa degli edifici scolastici in Sicilia non rispetta le norme antisismiche, e quindi abbiamo lanciato questa provocazione di bloccare l'anno scolastico per quegli edifici che non rispettano le adeguate norme antisismiche e quindi le verifiche di vulnerabilità. Intervenire immediatamente è a nostro avviso doveroso, e se da un lato si spendono cifre considerevoli per delle operazioni discutibili, mettere in sicurezza le scuole è una esigenza prioritaria. Un grido d'allarme quindi concreto, a cui però non ha fatto seguito nessuna azione da parte delle istituzioni preposte. No, allo stato attuale non credo che ci siano delle azioni concrete. Da un lato si richiede una ipervaccinazione ai bambini per l'ingresso a scuola, quindi una sorta di protezione massiccia dei bambini, e dall'altro lato li si mette costantemente a rischio in edifici spesso fatiscenti, che non rispettano le norme di sicurezza e che sono a rischio di crolli e di danni vari. E a proposito di vaccinazione, lei mi dà un assist perché sabato 7 ottobre ad Acireale, presso la Sala Pinella Musmeci all'ex Angolo di Paradiso, si parlerà di questo tema, si parlerà di libertà, di scelta terapeutica e tutela della salute, le vaccinazioni, conoscerle per difendersi. Un incontro da voi promosso proprio per informare la collettività su questo specifico tema. Sì, perché sul tema c'è totale, direi grandissima disinformazione, e quindi occorre dare una adeguata e corretta informazione sul tema con degli ospiti relatori autorevoli. Ci sarà il dottor Dario Miedico, l'avvocato Carlo Rienzi, il presidente del Codacons nazionale, così come il professor Livio Giuliani, e cercheremo di dare informazioni non solo per consentire ai genitori di osservare le norme in sicurezza, facendo le adeguate verifiche preventive, insomma i test prevaccinali, e con la possibilità di richiedere, così come il Codacons ormai sta facendo da tempo, i vaccini monocomponenti. Sono quelli che hanno minori rischi per i bambini, perché il livello di metalli pesanti è chiaramente ridotto rispetto ai vaccini combinati, cosa che in realtà giova soltanto all'industria farmaceutica. Tra l'altro c'è stato un caos in occasione dell'avvio dell'anno scolastico proprio legato alla nuova normativa sulle vaccinazioni, perché gli ambulatori si sono riempiti di utenti che spesso dovevano sostenere anche lunghe code per accedere al servizio. Sì, questo del resto è frutto della disinformazione totale, perché la legge in realtà non prevede la vaccinazione nell'immediato, ma anche la semplice autocertificazione, e quindi un impegno con le ASP, che può avvenire anche con mezzo telefonico, mail, PEC, non solo con la raccomandata, a vaccinare. In realtà poi nella autocertificazione messa a disposizione dal MIUR si richiede anche oltre, cioè sia una sorta di obbligazione chiedendo l'impegno a vaccinare, ma in realtà l'autocertificazione non può richiedere qualcosa per il futuro, ma si richiede solo di autocertificare quello che è stato già fatto. Il Codacons è impegnato contro questo decreto, che noi riteniamo illegittimo e incostituzionale. C'è un ricorso al TAR, ricordo, con l'udienza fissata per il 3 ottobre, c'è un'adesione anche al ricorso alla Corte Costituzionale. Se sarà necessario ricorreremo anche alla Corte Europea, perché c'è la violazione anche della Convenzione di Oviedo, dei diritti
diritti umani internazionalmente riconosciuti. Insomma, un appuntamento da non perdere, quello di sabato 7 ottobre alle 17 nella sala Pinella Musmece, ex angolo di Paradiso di Acireale, con questo incontro sul tema libertà di scelta terapeutica e tutela della salute, le vaccinazioni, conoscerle per difendersi, incontro che sarà moderato tra l'altro dal segretario nazionale del Codacons Francesco Tenasi. Introdurrà proprio l'avvocato Carmelo Sardella e relazioneranno Dario Miedico, che è uno specialista in epidemiologia, Carlo Rienzi, presidente nazionale del Codacons, e Livio Giuliani, già dirigente di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno Notizia prosegue, restate con noi. Studio 90.